Di nuovo un buongiorno a tutti voi, ben trovati a questo ultimo appuntamento settimanale con A Voi la Linea, che apriamo parlando della situazione degli infermieri, situazione che è stata affrontata in un incontro oggi a Udine dai rappresentanti degli ordini degli infermieri delle 4 province della regione. Insieme a loro la consigliera regionale di Cittadini Simona Liguori. Allora, per tutti gli aggiornamenti sentiamo Isabella Gregorato. Incontro nella sede della Regione di Udine oggi per affrontare le problematiche legate alla sanità, ma in questo caso i problemi degli infermieri. Un incontro organizzato a consigliere regionale Simona Liguori, ma prima di ascoltare appunto le conclusioni e anche le proposte della consigliera Liguori, sentiamo quelle che sono le effettive problematiche sul campo. Cominciamo da Stefano Giglio. Stefano Giglio, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Udine. Parola d'ordine, mi pare di aver capito che vi accomuna e basta affrontare soluzioni, basta soluzioni tampone. Beh sì, questo è evidente, insomma ormai negli anni abbiamo sempre visto soluzioni che vivono le giornate o vivono i mezzi periodi, per cui dobbiamo cominciare a pensare tutti insieme ad un nuovo progetto strutturale che possa portare alla professione infermieristica a delle visioni di più ampio respiro e soprattutto di più lungo termine. È una professione che ha sicuramente in questo momento una scarsa attrattività e dobbiamo pensare anche ad alcuni accorgimenti proprio per cercare di ritornare ad essere quel faro per i giovani, perché si affaccino a questa professione, cercando di stimolare in loro nuove prospettive, nuovi orizzonti. Rapido esame di quella che è la situazione, facciamo il quadro di quella che è la situazione a Udine. Beh, la situazione a Udine è abbastanza critica, anche perché comunque leggete sulla stampa i problemi del piano ferie, i problemi della chiusura dei reparti. Su questo sicuramente la nostra professione si è sempre rimboccata le maniche e ha sempre cercato di trovare le soluzioni necessarie nell'immediato per cercare di dare le risposte principali ai problemi di salute del cittadino e di tutte le persone che si affacciano non solo agli ospedali ma anche al territorio e nelle residenzialità e nelle case, appunto nelle case, nei domicili delle persone, per cui la professione si è sempre resa disponibile, sempre lo sarà, però abbiamo la necessità di sederci tutti intorno a un tavolo e a decidere che tipo di strategia adottare. Ma effettivamente avete fatto il conto delle persone che servono effettivamente a Udine, poi sentiremo anche a Trieste e Pordenone. Ma guardate, sicuramente con il nuovo piano di ripresa e resilienza, se solamente su tutto il territorio nazionale le stime della nostra federazione e della Bocconi, che è un istituto abbastanza diciamo così, di riferimento per questo tipo di stime, parlano di 100.000 infermieri sul territorio nazionale. Vuol dire che nella nostra regione siamo sicuramente a qualche migliaio di infermieri in meno. Ecco, sentiamo qual è la situazione anche a Trieste con Cristina Brandolin, presidente appunto dell'Ordine di Trieste. Voi pensate che siano necessari che numeri? Beh, i numeri, come diceva già il collega Giglio di Udine, sono dichiarati anche dalla nostra federazione. Un numero in tempo reale, come lei può immaginare, è difficile, una stima è difficile averla, perché ci sono colleghi che in questo periodo o sono assenti, non soltanto per il periodo di ferie, ma perché stanno male, possono avere, come dire, l'impatto anche di 2 anni di pandemia e di carichi di lavoro aumentati e si fa sentire. Ecco, siamo persone come tutte le altre, quindi il reggere il carico in una situazione pandemica determina poi delle conseguenze. Però i dati della federazione parlano di circa 1450 infermieri solo per la nostra regione come stima, prima ancora degli altri dati necessari per lo sviluppo del PNRR. Ecco, quindi partiamo intanto da questi 1440, 43 quanti sono, per poi ragionare. Oltre ai numeri, perché noi abbiamo sempre una grande attenzione ai numeri, però bisogna fare anche attenzione a quello che si fa per mantenere questi numeri, quindi tutti gli approcci che vengono, i modelli appunto che noi usiamo per permettere ai professionisti di garantire l'assistenza, ma anche la qualità di vita che poi diamo a questi professionisti che sono necessari, e lo dice lo Stato, a garantire la salute della popolazione. Quindi c'è un mix di fattori
Liguori, oltre alla componente numerica alla quale bisogna fare assoluta attenzione. Luciano Galizia, presidente dell'Ordine di Pordenone. Anche nel pordenonese c'è la fuga verso il privato. Sì, e non solo il privato, anche colleghi che addirittura cambiano completamente il lavoro perché sono stanchi, sono stufi, dopo 2 anni e mezzo di pandemia non vedono alcun risultato e questo è drammatico. Io non so adesso come faremo e cosa vuole fare la Regione anche per tamponare questa condizione di criticità che abbiamo nell'immediato, però è fondamentale anche pensare, come diceva il collega insomma, di Udine e anche la collega di Trieste, di guardare un po' più avanti perché rischiamo altrimenti di trovarci poi in difficoltà e diventa una professione che va a morire e togliamo sicuramente poi qualità all'assistenza alle persone. E con le conclusioni la consigliera Simona Liguori, e quindi lei ha avanzato diverse proposte, qualcuna è stata recepita a livello regionale. A questo punto che risposta dà a questi professionisti e quali possibilità ci sono di apportare accorgimenti, di rivedere in sostanza quella che è la situazione? Certo, 1400 gli infermieri che appunto mancano in Regione Friuli Venezia Giulia, una criticità molto notevole e allarmante. Abbiamo cercato di fare il punto proprio con i presidenti degli ordini delle professioni infermieristiche questa mattina in Regione a Udine, porteremo avanti quelle che sono le loro istanze. Io credo che per un mestiere che a detta di chi lo fa è il mestiere veramente più bello del mondo, ma è anche altamente usurante, se le persone non lavorano in organizzazioni che le valorizzano e le sostengano, sarà veramente, come dire, una notte che non avrà fine. Intendiamo invece vedere la fine intorno a questo, in fondo a questo tunnel di tanta sofferenza e anche di tanto impegno professionale, ma pensiamo che questo lo si debba fare con chi è appunto ogni giorno, come dire, imbarricata nei reparti, negli ambulatori, in tutto quello che sostiene l'assistenza alla nostra regione. Bene, ringraziamo anche la consigliera regionale Simona Liguori, qui dalla sede della regione di Udine. Tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Isabella Gregorato. Torna ad aumentare il prezzo del carburante che in alcune pompe supera i 2 euro. Non basta il taglio delle accise del governo, dunque con Davide Vicedomini ne parliamo in diretta. Ci troviamo in uno dei distributori di benzina della provincia di Udine, dove c'è, come fa vedere anche nelle immagini il nostro Fabio Di Bernardo, affollamento alla stazione per cercare di accaparrarsi il prezzo più conveniente proprio in questi giorni in cui c'è stato un aumento del carburante. Signora, si fa sentire, no, nelle sue tasche questo? Quando uno ha famiglia e 2 ragazze da mandare all'università, direi che stiamo pagando anche l'aria che respiriamo. Una cosa inaccettabile, perché gli stipendi rimangono fermi. Da un giorno all'altro è aumentato, lo fa sentire, nonostante ci siano super bonus, super sconti, questo non... È un palliativo e ci prendono in giro, mi dispiace. Tornare in Slovenia? Se conviene, con una macchina che ha pochi chilometri e un serbatoio di 40 litri non ci conviene, perché ora che vado e che torno... Bene, allora la signora ha espresso una sua opinione per quanto riguarda l'aumento della benzina, comunque la gente sembra non tornare comunque in Slovenia, come si vede anche da queste immagini. Ci troviamo invece col direttore del Conad, Moretto, che ci può dire come questi rincari siano stati negli ultimi giorni abbastanza pesanti. Si parla di 3-4 centesimi al litro solo per la benzina, che era anche più bassa rispetto a quanto c'era il diesel nei giorni fa. Sì, un po' confermo, diciamo che noi cerchiamo di calmierare i prezzi, cercando di tenere un prezzo più basso possibile per andare incontro alle esigenze delle famiglie, visto il periodo difficile che stiamo vivendo, con i convenienti sempre bassi e fissi. Cerchiamo di fare la stessa politica qui al distributore, appunto per andare incontro a quelle esigenze delle famiglie anche sui prezzi delle benzine. Ecco qua la benzina ha superato i 2 euro. Purtroppo sì, è superato 2 euro, per noi è una vergogna qua, stare qua a arrivare ai clienti, no? E dicono cosa fai così, no? Non dipende da me, dipende tutta la compagnia, ma è esagerata, non si può andare avanti così. Guarda, è una cosa pazzesca, non ce la facciamo neanche chiudere la giornata più, no? Le luci, tutto, robe vanno tutto su, non ce la facciamo più purtroppo, siamo in difficoltà, siamo veramente in difficoltà. Non solo per me, ma per la popolazione tutto, no? I miei clienti mi vergogno quando loro vengono qua, che io gli dico guarda, purtroppo è così.
mi vergogno veramente, non so cosa deve dire, purtroppo siamo tanto... Non c'entrate nulla? Non c'entriamo niente, noi quello che dice la compagnia noi andiamo avanti. Guadagnate poco poi? Cosa diamo? 3 centesimi, con 3 centesimi io non pago solo la carta di credito del bancomat e la banca, e luce, e tutto il resto, è una cosa veramente vergognosa, non so dove andiamo a finire così, veramente difficile. Noi ora andiamo in pubblicità, tra poco. Bentornati in diretta, c'è stato un incontro oggi a Udine tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti dell'ANA in vista della Dunata degli Alpini nel 2023. Sentiamo Isabella Gregorato. Incontro tecnico questa mattina al Comune di Udine per definire i particolari della Dunata degli Alpini prevista a Udine nel 2023, la seconda domenica di maggio. Ne parliamo con il sindaco Pietro Fontanini. Di che cosa avete parlato oggi? Effettivamente avete già steso un programma? Sì, abbiamo parlato di tante cose, soprattutto la logistica per ospitare tantissime persone, perché i numeri saranno molto molto alti di partecipazione. Ricordo che Udine è luogo familiare agli alpini, qui c'è la sede della Brigata Alpina Giulia e quindi con il comitato che è responsabile dell'organizzazione abbiamo valutato i luoghi in cui dovranno essere messi a disposizione per ospitare coloro che arriveranno con i camper, con le tende, per dare ospitalità e soprattutto anche per rendere la città accogliente al massimo, perché questa è una manifestazione importantissima. Noi siamo orgogliosi di ospitare la Dunata degli Alpini anche dopo le polemiche che sono sorte a Rimini, perché ci riconosciamo nell'Arma degli Alpini, in particolare nell'associazione, perché è sempre stata in prima linea quando ci sono problemi per aiutare anche il Friuli. Ricordo dopo il terremoto il forte impegno, il forte apporto che gli alpini hanno dato per risollevare tanti paesi dal disastro del terremoto. Quindi questa Dunata è importante, il Comune si mette a disposizione. Oggi abbiamo fatto questo primo incontro tecnico per individuare le aree che ci sono state richieste e che noi metteremo a disposizione per la Dunata. Ecco, possiamo avere già qualche anticipazione, così, qualche primizia, giusto per capire su cosa state lavorando? Ma innanzitutto abbiamo messo a disposizione l'area del Parco Moretti, che sarà è un luogo vocato per questa tipologia, poi altre aree che si trovano nella zona est della città. Adesso stiamo valutando anche l'utilizzo di alcune palestre per ospitare le persone, per dormire nella città. E poi c'è il percorso dove sfileranno gli alpini, che dovrà essere adeguato per permettere in pratica la sfilata, quindi ci saranno degli interventi, dei piccoli lavori da fare anche in questo contesto. La sfilata, il percorso, idea di massima? Ma l'idea della sfilata è già definita, quindi le tribune saranno posizionate in piazza Primo Maggio, quindi il clou della sfilata sarà piazza Primo Maggio per poi concludersi in piazzale d'Annunzio, quindi una sfilata che parte a ovest della città, girerà in pratica a nord per poi scendere in piazza Primo Maggio e terminare, come dicevo, in piazzale d'Annunzio. Bene, qui da Palazzo d'Aronco è tutto, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini, restituisco la linea allo studio. Andiamo ora a Pordenone per parlare di calcio e del nuovo allenatore Di Carlo che è stato presentato oggi, le sue prime parole. Presidente Lovisa, oggi la presentazione di mister Di Carlo, innanzitutto si volta a pagina con un mister agguerrito, abbiamo visto. Sì, esperto, agguerrito, poi il curriculum parla da solo, adesso però abbiamo fatto questa scelta un po' tornando un po' alle origini come abbiamo fatto con Tesserso, ma sono quei profili che poi la C la conoscono molto bene e sanno cosa serve per ripartire alla grande. Avete voglia di rivincita sia voi che il mister? Esatto, oltre a questo poi naturalmente le esperienze che abbiamo fatto in questi anni ci serviranno sicuramente, come credo che l'ultima esperienza negativa abbia servito a lui, quindi insieme vediamo di ripartire. Per quanto riguarda lo stadio c'è grande attesa, sarà uno stadio nuovo, si torna a Fontana Fredda, si lascia Lignano? Sì, adesso ormai si sa, i lavori di Fontana Fredda verranno ultimati prossimamente, quindi appena abbiamo concluso i lavori sicuramente torneremo a Fontana Fredda. Ci vorrà qualche mese, sicuramente per qualche mese
Legnano ci ospiterà ancora, poi naturalmente la voglia di rientrare in provincia per avvicinarci ai nostri tifosi. Questo discorso accantona un po' l'idea di un nuovo stadio o farà slittare i tempi, andrete avanti di uno stadio vostro, insomma? No, ma il progetto del nuovo stadio deve andare avanti, perché non credo che si possa almeno continuare così sempre tutti gli anni, avere questo tipo di, ormai la società insomma, è affermata in queste categorie. Io credo che ci sia bisogno di un nuovo stadietto anche per la provincia, ripeto, l'unica provincia in Italia che non ha uno stadietto di proprietà. Credo che assolutamente è un percorso da fare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Adesso stiamo lavorando anche su questo, però adesso l'imminenza è tornare in provincia e poi sicuramente di fare una struttura nuova. Si diceva magari insomma, un po' la miopia della politica del passato di non averci pensato prima. No, ma io adesso ripeto, non guardo centro, destra, sinistra, guardo solo che vado a vedere i numeri, è l'unica provincia in Italia che non ha uno stadio adeguato, perlomeno la C. E questo lo trovo allucinante per certi versi. Pare che insomma, è stato fatto a Fontana Fredda da Di Benedetto. Io penso che bisognava anche nel periodo dell'Italia 90, dove sono stati fatti diversi stadi, nessun politico, nessuno mai ha avuto questa iniziativa di fare un bello stadietto a Pordenone. Ecco, mi faccio questa domanda, è la domanda che poi si fanno tutti i tifosi. Mister Di Carlo, allora si è sbarcato a Pordenone, si parte per questa avventura, doppia rivincita per lei e per la società, insomma. Beh, sicuramente sì. Dal primo giorno che mi hanno contattato ho intravisto e ho sentito nella proprietà la voglia di riscatto, di rivalsa, che è quella che ho voglia anch'io di fare, quindi ci siamo un po' parlati, corteggiati, poi sinceramente mi hanno convinto al 100% del progetto di 2 anni, di poter tornare su in Serie B in 2 anni, e quindi provare a programmare e costruire per la mentalità nuova e quello che dovrà essere per vincere più partite possibili da qui a questi 2 anni. Ecco, in conferenza stampa ha sottolineato più volte la parola fame, serve fame. Sì, di ripartire, di riazzerare, di avere giocatori che hanno voglia veramente di mettersi una volta in discussione e ripartire, perché in Serie C la Serie C è un campionato difficile, c'è bisogno che il giocatore sia al 100% del Pordenone, okay? Dentro il Pordenone, perché noi dobbiamo ricreare quella mentalità che il Pordenone ha avuto in questi anni, che ho avuto magari in tanti altri posti prima di venire qua, e per far questo c'è bisogno della massima disponibilità da parte dei giocatori, della società c'è, dei tifosi ho visto che c'è, perché mi è piaciuto veramente questo. Aver trovato tanta gente qui alla conferenza stampa. Un messaggio ai tifosi in particolare, ecco, insomma, si inizierà a Lignano, si tornerà poi a Fontana Fredda, quindi il loro apporto sarà fondamentale quest'anno, più di sempre. Ma come sempre, Pordenone ormai ha scritto già la sua storia, no? Per andare in Serie B. I tifosi sanno che hanno una proprietà che comunque è dinamica, una proprietà che ha voglia di ripartire, di essere un'altra volta protagonista. Si riparte dalla C, ma insomma qual è l'idea, che squadra state allestendo? Stiamo cercando di fare le cose fatte bene, inevitabilmente veniamo da un'annata non positiva, quindi dobbiamo ripartire con una scelta forte a livello di allenatore. Penso che Di Carlo in Serie C sia un allenatore importante, non solo in Serie C, e ripartiamo da delle certezze che abbiamo di squadra, e cercando di portare dei giocatori con mentalità e che ci possono fare verso un campionato importante che sicuramente deve essere fatto nei primi posti della classifica. Ieri a Citafiera la prima presentazione del libro di Franco Dalcin, dove parla anche dello storico trasferimento all'Udinese di Zico, festa per il campione brasiliano. Sentiamo l'intervista che abbiamo raccolto. La storia di Zico è storia intanto di Udine, ovviamente, è storia dell'Italia, è storia del mondo, nel senso che Zico è stato soprattutto un riferimento straordinario per una generazione che è la mia, nel senso che chi si affacciava tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 al calcio non poteva che essere perdutamente innamorato di questo giocatore, perché riassumeva in sé, portava avanti questo concetto di mito, di leggenda. Io ricordo, l'ho ricordato qui stamani, da ragazzino davanti alla televisione, allora con Triveneta TV, diciamo che arrivava fino a Bologna, di guardare e seguire il Flamengo per Zico. E quindi quando nell'estate del 1983 vidi e scoprì che Zico sarebbe arrivato in Italia, sarebbe arrivato all'Udinese, insomma fu una cosa clamorosa, fu veramente una cosa clamorosa, in un momento del calcio italiano bellissimo.
che andava in parallelo anche con un momento comunque buono del paese, a proposito di storia, insomma il paese le cose non sono mai disgiunte, quindi c'era un momento molto florido, l'economia girava, in qualche modo comunque l'Udinese rimarrà sempre associata a Zico, cioè nell'immaginario di tutti quelli che non sono dell'Udinese, ma anche dei tifosi dell'Udinese, ma anche di chi è fuori, ovviamente Zico si lega in maniera indissolubile all'Udinese, anche perché è stata l'unica maglia italiana che ha vestito, e io credo che con Maradona, forse con Platini, ma Platini non arrivò con la fama che già accompagnava Zico, sia stato il più grande acquisto di quegli anni, era il sogno Zico, è una cosa particolare, cioè non era solo il grande giocatore, era il sogno che tutti avevamo guardato, avevamo cercato di carpire alla TV dove si poteva vedere, al Mondiale dell'82, e scoprimmo che nell'Udinese, che in quel momento cercava un po' di conquistare delle posizioni, c'era questo campione assoluto. Devo dire una cosa che mi ha colpito molto oggi è il legame che rimane. È un affetto forte, sia ovviamente da parte delle persone che erano qui, cioè i tanti tifosi, ma anche da parte di Zico, perché l'ho visto molto commosso, molto parte di questa comunità bellissima che è la comunità friulana. Intanto un saluto a tutti i tifosi friulani è d'obbligo, sono stato quasi 6 anni, perciò ho avuto molto dall'Udinese e dal popolo friulano, per me ogni volta che torno è un piacere. Ma è chiaro, rivedere Zico è sempre una cosa speciale, ci ha dato molto a livello caratteriale, a livello di crescita, l'ha detto anche lui poc'anzi, potevamo sicuramente fare qualche cosa di più e dare forse una soddisfazione maggiore ai tifosi friulani. Però come raccontato nel libro ci sono state delle situazioni che hanno un po' complicato questo andamento, però Zico è stato un grande, ma io porto sempre nel cuore, quando posso torno qua in Friuli a Udine. Sicuramente all'inizio forse nessuno pensava a qualche cosa di grande, dico la verità, però con l'andare avanti c'era una consapevolezza e una tranquillità di scendere in campo e non dico al 100%, ma di avere quella certezza di fare il risultato. Questo significa che c'era già stato un cambio di mentalità. Ma al di là di questa situazione o dello Zico calciatore che tutti hanno visto, è l'uomo che sicuramente molti giovani dovrebbero imparare. L'onestà, l'umiltà, la passione, il sacrificio, anche la cattiveria tra virgolette che occorre negli allenamenti durante la settimana. Le chiedo un'ultima cosa, perché, o meglio mi collego a un'ultima cosa, perché si parla tanto, uno dei gol iconici assieme a Catania, assieme a quello contro il Genoa, assieme alla rovesciata contro il Milan e quello contro la Roma, ma un attimo prima c'era stata una sua super parata e poi da lei in 3 passaggi a Zico, è così? Ma quella è un po' passata insieme a quella del Milan, un po' l'immagine, no, un po' iconica di Zico e dell'Udinese. Io credo che quella con la Roma, i giocatori della Roma, faccio la battuta, rimasero sbalorditi dalla mia parata e non tornarono in difesa. Diedi subito questo pallone a Edinho che lo diede a Causio, che poi lanciò Zico. Credo che rimasero un po' sbalorditi. Questo cartonato è del 1983-84 e un signore per all'incirca una trentina d'anni lo ha conservato nel garage. Finché un giorno l'ho messo in vendita e io quando l'ho visto come un gatto l'ho preso e da quel momento è diventato il totem di ogni domenica, di ogni partita dell'Udinese. Normalmente durante la domenica, in base alla squadra che l'Udinese affronta, si fa un pranzo o una cena a tema. Non so, affrontiamo il Cagliari, facciamo i mallo reddus o gli spaghetti con la bottarga o non lo so, becchiamo la Juve, il riso al Barolo. Zico nel frattempo cosa fa? Zico è con noi e quindi in base agli invitati la regola della casa è fare la foto con Zico. Okay. Quindi Zico durante gli anni ha avuto questo vestito da Babbo Natale, dalla mascherina durante il Covid, l'abbiamo vestito finito il campionato da Rio, quindi da spiagge di Rio. Grazie. E quindi Francesca, vediamo anche te dopo aver visto le partite, il post, i commenti. Guarda Telefriuli. Certo, sì, fisso. Quindi viva Telefriuli sempre. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.